Ciao a tutti, noi siamo Cristina. E Beatrice, e in questo video vi racconteremo la storia della bambola che imparò ad amare. Quando ero più piccola, mio padre mi ha consigliato di leggere questo libro perché riteneva avesse un bel significato e che mi potesse piacere. Cristina l'ha poi suggerito a me. Questo libro è di genere narrativo, l'abbiamo scelto perché crediamo sia adatto a tutte le età e per il bellissimo messaggio che trasmette. La bambola che imparò ad amare è una storia dolce che insegna come diventando grandi non si riesca più a cogliere la bellezza che ci circonda ogni giorno. Ma non bisogna mai perdere la speranza, ci ricorda Minimè, perché se lo si desidera davvero si può ritrovare lo spirito dell'infanzia. Si può cogliere di nuovo la magia della luna che splende e di una farfalla che vola leggera trascinata dal vento. Si può provare di nuovo ad ascoltare il proprio cuore. Secondo noi l'ingrediente segreto del libro è la semplicità della storia e la profondità nascosta tra le sue pagine. In questo libro sono importanti le immagini dei giocattoli, della bambola soprattutto, e come colore il grigio, che rappresenta la giornata di Nina prima di incontrare Minimè, e il giallo che rappresenta la gioia che la bambola trasmette alla bambina da quel giorno in poi. Ci ritroviamo nella bambola Minimè nel momento in cui viene scelta da Nina al mercato delle pulci, perché nella nostra vita abbiamo avuto la fortuna di trovare persone che ci scelgono ogni giorno. Loro ci sanno ascoltare, ci dimostrano affetto e migliorano le nostre giornate dandoci speranza.